Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Riesi, finita la caccia all'uomo. Si è costituito il pastore accusato del duplice tentato omicidio di 2 giorni fa. Vittime un uomo e una donna feriti a colpi all'arma da fuoco. Probabile il movente di natura passionale. Catania, agente della polizia municipale aggredito in viale Kennedy e colpito al viso con una grossa pietra. Rischia di perdere la vista da un occhio. A scagliarsi contro di lui un giovane di 25 anni, figlio di un noto professionista in evidente stato di alterazione. In corso a Tremestieri l'interrogatorio dell'imprenditore Pasquale Dalì, il terzo indagato per il crollo di Messina, il dolore di Pistunina in una veglia di preghiera per le 4 vittime accertate, mentre proseguono le ricerche degli altri 2 dispersi. Carburanti, lo sconto sul diesel, prorogato fino al 25, è parziale e penalizza milioni di automobilisti. I consumatori del Codacons bocciano il provvedimento del governo. Troppo contenuto rispetto al recente calo del petrolio, non compensa gli aumenti degli ultimi mesi. Il caldo soffocante non darà tregua almeno fino a Ferragosto, ma una ricetta per star meglio ci sarebbe, eppure semplice: più alberi, meno cemento. Musica, la Villa Bellini di Catania, grandi protagonisti, il rock e la new wave dei Litfiba. Piero Pelù più che mai carico di energia. Calcio, Gabriel Strefezza è il nuovo calciatore del Palermo, l'esterno offensivo, il grande colpo del mercato estivo dei rosanero, è atterrato in Italia per le visite mediche e a breve firmerà il contratto. Il Catania fra il mercato e la prima gara ufficiale di sabato a Vicenza. Dialoghi in corso con Rocchetti, si ragiona sull'attacco, intanto impennata degli abbonamenti. In apertura, anzitutto, una notizia di poco fa: un allevatore di 61 anni è morto nelle campagne di Pettineo, nel Mesinese, precipitando in un burrone con il proprio trattore e rimanendo schiacciato dal mezzo. Le sue ricerche erano state avviate dopo l'allarme lanciato dalla famiglia per il mancato rientro a casa. Allevatore schiacciato dal proprio trattore a Pettineo nel Messinese, indaga la procura di Patti. Svolta nelle indagini sul tentato duplice omicidio di Riesi. Il principale sospettato si è presentato in carcere spontaneamente, mentre gli investigatori cercano ancora di fare piena luce su quanto è accaduto. Rita Cinardi. Si è conclusa con la costituzione del principale sospettato la caccia all'uomo per il tentato duplice omicidio avvenuto lunedì nelle campagne di Riesi. Il 55enne, un pastore con precedenti per reati contro la persona, si è presentato nel carcere di Enna ponendo fine a oltre 24 ore di ricerche. Per rintracciarlo erano stati mobilitati i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta insieme allo squadrone cacciatori di Sigonella, che avevano battuto le campagne tra Riesi e Ravanusa nel tentativo di intercettarlo. Dopo la costituzione l'uomo è stato sentito per diverse ore dai carabinieri. Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione il movente. L'ipotesi privilegiata resta quella di natura passionale, anche se gli accertamenti proseguono per verificare l'eventuale presenza di altri elementi che possono aver contribuito a scatenare la sparatoria. È confermato invece che il 58enne e la 40enne rimasti gravemente feriti erano legati da una relazione sentimentale. Intanto arrivano notizie incoraggianti dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La donna, sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola alla testa, continua a migliorare e nelle prossime ore dovrebbe lasciare il reparto di rianimazione per proseguire le cure in neurochirurgia. Saranno proprio le sue dichiarazioni, insieme a quelle già raccolte dagli investigatori, a contribuire a chiarire nel dettaglio cosa sia accaduto nelle campagne di Riesi e quale sia stato l'esatto movente del tentato duplice omicidio.
A Catania un agente della polizia municipale è stato ferito al volto con una pietra durante un servizio sul viale Kennedy. La prognosi supera i 30 giorni. Il vicecomandante Blasco dice: lavoriamo in condizioni difficili e con rischi continui. Tonino De Mana. Colpito in pieno volto da una grossa pietra, tanto da rischiare di perdere la vista da un occhio. Ancora un'aggressione a Catania ed ancora una volta un agente della polizia municipale finisce dritto in ospedale durante il turno di lavoro. L'ultimo intollerabile episodio si è verificato ieri intorno alle 18:30, quando una pattuglia stava sanzionando un parcheggiatore abusivo sul viale Kennedy. Ad assistere alla scena, per poi diventare protagonista, un giovane di 25 anni, figlio di un noto professionista catanese, che in evidente stato di alterazione si è scagliato contro gli agenti. C'era una persona che si muoveva piuttosto nervosamente raccogliendo delle pietre da terra. Non era un complice del parcheggiatore? Assolutamente non aveva nulla a che vedere col parcheggiatore. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, il vigile urbano ha riportato una frattura nella zona orbitale di un occhio. Non corre pericolo di vita, però c'è una prognosi superiore ai 30 giorni sicuramente. L'aggressore è stato sottoposto a TSO, una spirale di violenza che non si arresta, tra vigili urbani investiti o picchiati, a testimonianza di un clima pesante nei confronti di chi opera in città. Lavorare in queste condizioni con rischi continui non è sicuramente non aiuta né il morale né l'efficienza del servizio. Vorrei far capire ai cittadini per bene che il vigile urbano è dalla loro parte, il poliziotto municipale è una risorsa per la città ed è soprattutto a tutela delle persone oneste e che si comportano bene. A Messina il dolore di Pistunina si raccoglie in una veglia di preghiera per le 4 vittime del crollo, le vittime accertate, mentre proseguono le ricerche degli ultimi 2 dispersi. La procura indaga sulle cause della tragedia e ascolta gli indagati. Oggi il terzo interrogatorio. Roberta Lunghi. 4 vite spezzate, 2 persone ancora disperse sotto le macerie. A Messina il dramma continua a consumarsi tra i resti dell'edificio collassato il 30 luglio a Pistunina, dove i vigili del fuoco proseguono per il 6° giorno le ricerche di Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, e di Lairu, collaboratore domestico della famiglia. Carmelo Leone, le sorelle Rosa e Sara, oltre alla 21enne Alessandra Frazzica, sono le 4 vittime che la comunità di Pistunina ha voluto ricordare con una veglia di preghiera nella parrocchia San Nicolò di Bari, a pochi metri dal luogo del crollo. Tra i presenti anche Davide Lambiasa, il 26enne sopravvissuto al crollo. Il giovane ha rivolto il suo pensiero soprattutto ad Alessandra Frazzica, amica e collega, che ha perso la vita. Continua intanto il lavoro della Procura di Messina con l'interrogatorio odierno nella caserma di Tremestieri dell'imprenditore Pasquale Dalì, uno degli indagati rimasto ferito. La sua posizione è legata al ruolo di responsabile dell'impresa incaricata dei lavori di ristrutturazione. Già sentiti gli altri 2 indagati, Alessandro Panarello, titolare della società che aveva preso in affitto il piano terra della palazzina per trasformarlo in una macelleria, che si è detto sereno, e l'ingegnere Pietro Leone, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura è l'incaricato del coordinamento degli interventi. Pesanti le accuse: omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Dopo l'affidamento degli incarichi inizia il lavoro dei consulenti tecnici chiamati a stabilire le cause del cedimento, mentre i medici legali procederanno con le autopsie sulle vittime. Nella notte c'è stato un ennesimo tragico incidente stradale intorno alle 3:30 sulla provinciale che collega Enna a Val Guarnera. In un tratto di strada a senso unico alternato, un giovane di 26 anni è morto schiantandosi con l'auto nell'area di un cantiere in prossimità di una galleria. Ancora da chiarire le cause della sciagura, un incidente autonomo. Palermo, oggi il 37° anniversario dell'uccisione dell'agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. Ricordare questo duplice omicidio mafioso, ha scritto il presidente Schifani, significa rinnovare l'impegno delle istituzioni per la verità, la giustizia e la legalità. La Regione, ha aggiunto Schifani, è vicina a quanti in questi anni hanno continuato a chiedere piena verità su questa tragica vicenda.
Dopo il nostro servizio sull'introduzione del pedaggio sulla Siracusa-Gela, con le lamentele degli automobilisti, oggi il direttore generale di Autostrade Siciliane Fazio conferma il pagamento, ma con una novità che sentirete tra un attimo. E a proposito della Messina-Catania, entro l'anno, annuncia, partiranno nuovi cantieri ancora e nonostante i già frequenti disagi, il tratto resterà a pagamento. Francesco Aloi. Non è una scelta facoltativa quella di mettere a pedaggio l'autostrada Siracusa-Gela, anzi siamo in ritardo perché è un obbligo derivante dalla concessione che noi abbiamo nei confronti con il MIT, col Ministero. Il pedaggio sulla Siracusa-Gela quindi ci sarà. Dal 2028, forse anche un po' prima, il tratto in funzione fino a Modica sarà a pagamento, ma senza i caselli tradizionali. È tutto automatizzato, quindi niente caselli, niente code, i passaggi verranno delle autovetture, dei mezzi, verrà rilevata con delle telecamere. E quindi il pagamento avverrà in automatico. Non è da escludere che possano esserci tariffe ridotte per i residenti della zona. Nel frattempo il viadotto Cassibile ha ancora doppio senso. Nella carreggiata opposta, a rischio crollo, comunque a breve dovrebbero iniziare i lavori che partiranno anche sulla 18 Messina-Catania. Abbiamo 2 progetti pronti che stiamo mandando in gara, che riguardano la tangenziale di Messina e un'altra tratta importante dell'autostrada, la Giarre-San Gregorio. Un'autostrada con continui cantieri, tra lunghe code e interruzioni, e la furia di chi la percorre ogni giorno. Ma la speranza di poterla rendere gratuita rimane però vana. Il governo proroga fino al 25 di agosto lo sconto sulle accise del diesel e la misura divide. Associazioni come il Codacons la definiscono insufficiente e denunciano un beneficio troppo limitato per milioni di automobilisti. Desiree Ferlito. Lo sconto deciso dal governo resta parziale e penalizza milioni di automobilisti. È la critica del segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi, secondo cui il ribasso del prezzo del diesel è troppo contenuto rispetto al forte calo delle quotazioni del petrolio e non basta a compensare i rincari accumulati negli ultimi mesi. Intanto il governo ha deciso di prorogare fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro, nel tentativo di alleggerire il peso del caro carburante durante l'esodo estivo. Ma questa volta la copertura economica non arriverà dall'extragettito IVA legato all'aumento dei prezzi dei carburanti. Secondo le stime, infatti, gli incassi aggiuntivi di luglio valgono appena tra i 20 e i 30 milioni di euro, sufficienti a finanziare soltanto 1 o 2 giorni di sconto. Per questo l'esecutivo ha dovuto reperire le risorse altrove. La proroga costerà 245 milioni di euro, che si aggiungono ai 125 milioni già stanziati a fine luglio, per un totale di 370 milioni. I fondi arriveranno da un taglio delle spese dei ministeri. Abbiamo tagliato un po' di spese, ha spiegato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, mentre la premier Giorgia Meloni assicura che il governo continuerà a monitorare l'andamento dei prezzi. L'esecutivo punta anche sul calo del prezzo del petrolio, nella speranza che si traduca in un'ulteriore riduzione dei prezzi alla pompa. Nel frattempo, per gli autotrasportatori lo sconto sul diesel vale un risparmio fino a 150 euro a settimana per ogni mezzo pesante. Isole urbane di caldo. Agronomi, urbanisti, esperti chiamano così le città in cui boccheggiamo in questi giorni d'estate. Per uscire da questo circolo vizioso la ricetta sarebbe semplice, ma difficile da applicare. Meno cemento, più alberi. Lorena Dolci. Città come trappole di caldo e noi, ostaggio dei condizionatori. Notti sempre più tropicali con tassi di umidità insopportabili e bollini rossi a punteggiare le nostre estati. Chi non va in vacanza scopre a sue spese come il cemento che ci circonda continua a restituire il calore accumulato durante il giorno. 5 gradi la differenza delle aree urbane rispetto alle campagne circostanti. La ricetta è semplice da intuire, meno da applicare. Il mantra comune è mettiamo più alberi.
alberi, ma questo non basta. Bisogna levare all'interno delle città, quindi levare tutte quelle strutture che non servono, trovare spazi residuali dove poter ottenere del terreno e poter inserire del verde. Molte abitazioni poi sono state progettate per trattenere il calore in inverno, ma non per rinfrescare come quelle di una volta. E sicuramente il ricircolo dell'aria che già era presente nelle strutture più antiche di Palermo, quello che facevano un po' gli arabi. Accorgimenti che consentirebbero di ricorrere meno ai climatizzatori, che creano un circolo vizioso spostando aria calda dall'interno verso l'esterno. Noi viviamo nelle città da secoli perché vogliamo stare insieme. Per noi la città è stata una grande opportunità. Adesso la città si sta rivelando una trappola. È proprio così. Niscemi, il commissario nazionale per la frana, venga in consiglio comunale e riferisca pubblicamente sullo stato degli interventi e sulle ragioni dei ritardi nell'avvio dei lavori. È quanto chiede il comitato evento franoso, che come sapete rappresenta gli sfollati che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e le loro attività per la frana dei mesi scorsi. Oltre a denunciare il ritardo nell'avvio dei lavori e nelle procedure di ristoro per le abitazioni coinvolte, il comitato denuncia la situazione di incertezza che da più di 6 mesi vivono le famiglie perché non conoscono ancora la sorte della propria casa. Mentre la crisi idrica continua a mettere in difficoltà Agrigento e la provincia, esplode di nuovo la polemica sul dissalatore di Porto Empedocle. Il comitato Mare Nostrum denuncia ritardi, opera incompleta e chiede chiarezza. Davide Sardo. La crisi idrica continua a pesare su Agrigento e su gran parte della provincia. Nonostante la fine dell'emergenza dichiarata nei mesi scorsi, l'acqua resta un problema per migliaia di cittadini. In molti comuni i turni di distribuzione sono ancora lunghi e i disagi non sono finiti. Una situazione che continua ad alimentare polemiche e interrogativi sull'efficacia delle opere realizzate per fronteggiare la carenza idrica. Tra queste c'è il dissalatore di Porto Empedocle. A oltre un anno dall'avvio dei lavori, il comitato Mare Nostrum sostiene che l'impianto non sia ancora completato e che non abbia mai raggiunto la produzione annunciata. Il dissalatore non funziona, è privo del suo pennello a mare, quel pennello che avrebbe dovuto disperdere a 800 metri circa la Salamoia. Ebbene, il primo pennello è stato perso in una mareggiata quest'inverno e adesso ancora lavorano da mesi al secondo pennello. Sono fermi sempre nello stesso punto, ma ci chiediamo quando ancora deve durare questo teatro dell'assurdo. Nemmeno Beckett avrebbe mai potuto immaginare una tale assurdità. Noi abbiamo inviato un ricorso al Presidente della Repubblica, aspettiamo fiduciosi per un dissalatore che non ha mai funzionato per come dovrebbe, che non ha mai fornito l'acqua che avrebbe dovuto fornire e che ancora oggi occupa una porzione di spiaggia che da PRG doveva servire a ben altro. Una vicenda che continua ad alimentare il dibattito sul futuro del dissalatore e sulla gestione della crisi idrica nel territorio agrigentino. Come un gruppo di pirati, ieri associazioni e ambientalisti sono sbarcati ad Aci Trezza per chiedere alla Regione di completare al più presto il collettore fognario che è fermo per vari intoppi nei lavori. Sulla costa catanese, lamentano, non si può fare il bagno senza pagare questo biglietto d'ingresso. Lorena Dolci. Sono approdati in canoa, suppe e con qualsiasi mezzo galleggiante. Sono sbarcati ad Aci Trezza e da qua in corteo, accompagnati dal suono delle conchiglie, sono arrivati allo storico cantiere navale Rodolico. Una sorta di incursione piratesca, ma il tesoro che cercano questi pirati ambientalisti non è oro gioielli, ma mare pulito per tutti. L'appuntamento per l'assemblea pubblica è proprio nei pressi della zona dove sarebbe dovuta sorgere la pompa di sollevamento del collettore fognario. Questa è è l'ultima pompa di sollevamento che doveva completare fondamentalmente i lavori del collettore fognario nel territorio del comune di Aci Castello. Doveva essere pronta entro il mese di gennaio. C'è stato il ciclone Harry che ha bloccato fondamentalmente i lavori, però dal 21 di gennaio ad oggi non si è più visto nessuno. Sepolta dai detriti della mareggiata è solo uno degli intoppi dei cantieri fermi anche ad Ognine e a Piazza Galatea. Il centro studi Aci Trezza e l'associazione Salmastra chiedono alla Regione di concludere al più presto l'opera
in cantiere dal 2013 e costata finora oltre 20 milioni di euro. Nel frattempo, come confermano i dati di Goletta Verde, le fogne continuano a sversare a mare, che resta torbido e spesso inaccessibile. Catania sono 5 km di costa, partendo dal lido Bellatrix al lido della stazione. Di questi 5 km soltanto circa 300 sono effettivamente accessibili e sono praticamente tutti a San Giovanni di Cuti, dove tra l'altro c'è divieto di balneazione. Risulta incredibile pensare che non è possibile farsi il bagno senza dover pagare un biglietto d'ingresso. Musica alla Villa Bellini di Catania, ieri sera grandi protagonisti il rock e la storia della New Wave italiana con i Litfiba e il tour che celebra i 40 anni dell'album 17 Re. Piero Pelù più carico che mai. Eva Spampinato. Una scarica di pura energia rock ha travolto ieri sera la Villa Bellini di Catania, che ha ritrovato in grande spolvero Piero Pelù. Pienone di pubblico e rockettari della prima ora si sono dati appuntamento sotto il palco per celebrare i 40 anni di 17 Re, l'album pietra miliare della New Wave italiana che nel 1986 ha cambiato per sempre le regole della nostra musica. Piero Pelù, insieme ad alcuni dei protagonisti della storica formazione fiorentina, hanno regalato 2 ore di puro spettacolo, alternando le sonorità cupe e potenti dell'album storico all'attualità. E nonostante siano mancate le hit storiche dei Litfiba, il pubblico ha potuto farsi attraversare dalla potenza dell'energia del rock vero. Non sei più solo. Bene, è il momento della nostra pausa, subito dopo ci sarà il calcio naturalmente con Strefezza pronto a raggiungere il Palermo in Australia e il Catania verso il primo impegno ufficiale in Coppa Italia. State con noi. Calcio manca solo l'ufficialità, ma gabbia il Strefezza e Rosanero. Visite mediche e poi la partenza per l'Australia dove il Palermo è in tournée. Sul fronte cessioni, Ostia al lavoro per trovare una sistemazione ad alcuni calciatori fuori dal progetto. Marco Gullà. Tutto fatto, Gabriel Strefezza è ufficiosamente un nuovo calciatore del Palermo. L'esterno offensivo, il grande colpo del mercato estivo dei rosanero, è atterrato in Italia per le visite mediche e a breve firmerà il contratto con il club di Viale del Fante. Successivamente Strefezza raggiungerà la squadra in Australia, dove il Palermo è impegnato nella tournée precampionato. L'esterno ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da futuro giocatore rosanero. Sono contentissimo, sono carico, voglio iniziare il prima possibile. L'ex Lecce Como, arrivato a titolo definitivo dall'Olympiakos dopo il prestito al Parma nella seconda parte della stagione scorsa, è quindi pronto per aggregarsi alla sua nuova squadra. Il suo esordio potrebbe avvenire già l'11 agosto nel match amichevole che il Palermo giocherà a Perth contro la Juventus. Il DS Ostia adesso è al lavoro per provare a sfoltire la rosa. Sotto osservazione restano le posizioni di Leduaron e Giasi, la cui eventuale partenza libererebbe posto per un'altra ala destra e un centravanti di riserva. Sul fronte dell'attacco si registra una battuta d'arresto per Stefano Moreo a causa della resistenza del Pisa sulle cifre, spingendo il Palermo a valutare profili alternativi o a confermare appunto Leduaron come vice Poyampalo. Sul piano delle cessioni resta prioritaria la ricerca di una sistemazione per i 4 calciatori fuori dal progetto tecnico, ovvero Brunori, Diachité, Buttaro e Blen. Il Catania continua la preparazione a Norcia, sabato a Vicenza, primo impegno ufficiale in Coppa Italia. Sul mercato dialoghi con Rocchetti, ma bisogna valutare la posizione della Cremonese. Intanto, nell'ultima settimana, boom di abbonamenti. Marco Carli.
Mentre il Catania lavora a Norci, i tifosi ribadiscono il loro affetto. Questa è la situazione al Massimino, che fa seguito alla comunicazione del club sugli abbonamenti. Un'autentica impennata registrata anche ai botteghini. La stagione sta per iniziare ufficialmente, l'attesa sta per finire e cresce come sempre a Catania la passione. Dobbiamo meritare. Il tecnico Longo in questo video si riferisce alla maglia che sarà indossata dagli etnei nel match del Menti di sabato, ma la frase si può mutuare per la partecipazione dei tifosi, sempre grande, sempre crescente, come dimostrano i numeri. E in vista della partita di Vicenza, che segnerà l'esordio ufficiale in stagione, il club continua a lavorare sul mercato. C'è ancora poco meno di un mese per completare l'organico. Sono 11 le cessioni rispetto all'ultima stagione e altre ne arriveranno, di Noia per esempio, e non solo. Cicerelli segna gol di questo tipo in allenamento e la tifoseria spera possa restare. Il video dimostra quanto si senta dentro al progetto. In arrivo dialoghi serrati con l'entourage di Rocchetti, ma tanto dipende dalla posizione della Cremonese, proprietaria del cartellino, e dalla volontà di lasciarlo partire. Il Catania ci lavora, consapevole che in caso dovrà fare spazio a sinistra, cedendo qualcuno come Donnarumma. Perrotta da esperienza e capacità di centrare il risultato, 1 anno di contratto con opzione per il secondo. Ufficializzazione nel giro di 24 ore. Poi sarà il turno di centrocampo e attacco per dare ulteriore impulso all'entusiasmo. E noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.